dura. Allora, stavamo parlando un po' dell'attuazione della riforma sociosanitaria sul territorio e il sociale voi comunque l'avete gestito, lo state gestendo in modo importante. Sì, Non lo sta. noi siamo, direi, fortunati che comunque c'è nel nuovo piano sociosanitario regionale. Abbiamo tutte le deleghe da parte dei nostri comuni, di 28 comuni della nostra ULSS. Questo significa che andiamo a gestire anche qualsiasi cosa, compreso anche le assistenti sociali, gli educatori professionali che lavorano nel territorio, i progetti con le scuole, ecco, una serie di... E questo aiuta molto perché ci fa stare più vicini al territorio, per capire meglio le problematiche e per confrontarci sistematicamente con i sindaci, con le assistenti sociali e con gli assessori al sociale che ci riportano un po' tutte le criticità, ecco, che esistono. Per dirle oggi, intanto che stavo venendo qua da lei in trasmissione, giustamente mi ha chiamato un sindaco del mio territorio e giustamente mi ha reclamato, cioè ha sollevato un problema, mi ha detto: sono stato in pronto soccorso a portare un familiare e c'era una signora di 90 anni in pronto soccorso a Cittadella che aveva la febbre e che è rimasta là 3 ore ad aspettare, ecco, e nessuno l'ha vista. E questo non deve Un'età critica, tra l'altro. No, ma è positiva, perché Sì, io queste cose non è che sono tutti i giorni, né io nel mio direttore... No, dico un'età critica per la paziente, Sì, per cui dopo succede qualcosa... Ed è una anche... critica giusta, voglio dire. Adesso, quando finisco qua, io andrò a Cittadella e chiederò ai miei collaboratori come mai è successo questo. È il solito discorso dell'ambulatori che dicevamo, cioè pronto soccorso vecchio, strutturalmente, tutto quello che vuole, però non è possibile che perché succeda. poi se succede il fattaccio... No, queste cose succedono purtroppo e continuano a succedere, nonostante che noi tentiamo di non farle succedere più, però succedono. Quindi il fatto di avere amministratori sensibilizzati a questo, che quindi c'è questo tipo di rapporto, direi, forte tra noi gli amministratori, ci aiuta, perché ci chiamano, ci telefonano e ci dicono le cose, siccome sono loro tra la gente più di noi, sì, perché loro sono stati votati, noi no, nel senso, cioè loro sono in mezzo alla gente, noi gestiamo, è diverso. Quindi il fatto di avere un ritorno da parte degli amministratori su questo non funziona, l'altro non funziona, ci aiuta, ecco, per avere più occhi. Quindi anche il fatto di avere questa integrazione, questo rapporto forte con le amministrazioni ci aiuta a tentare di governare meglio, ecco, la nostra sanità del nostro territorio. Ecco, governare la sanità di un territorio, dopo cerchiamo anche di capire l'aspetto dell'USL, eccetera. Perché è difficile? Cioè, qual è stata la problematica più grossa? È una mancanza di risorse? Abbiamo visto i tagli che dal governo centrale sono stati fatti alla regione del Veneto, il governatore Zaia ha reclamato, perché se tagliano la sanità, ragazzi, cosa andiamo a fare? Però staremo a vedere. Voi ne risentite di questo o no? Dove sta la criticità di sistema? In una struttura che tutto sommato già la vostra funziona molto bene, cioè una tra le prime anzi se non sbaglio la prima, no, nel Veneto, quindi siete messi bene veramente. Beh, diciamo che allora la sanità è un sistema complesso, perché io dico sempre, se uno deve fare, non so, cerchioni di auto, fa sempre cerchioni d'auto e affina sempre di più la qualità, cioè migliora il cerchione d'auto. Noi abbiamo a che fare con persone che hanno plurime problematiche, perché dall'handicap grave alla persona che ha in famiglia un paziente psichiatrico, una persona che ha multiple sofferenze in famiglia, al discorso di pazienti fragili, gli anziani, eccetera, eccetera, agli acuti, al fatto di pronti soccorso, che sono un problema, alla relazione con i mezzi di famiglia e l'attivazione di certe cose nel territorio, al fatto che la gente abbia soddisfazione, come dicevamo, quindi non viene trattata male, al fatto che agli sportelli e ai CUP chi ha il front office risponda bene alle persone e non li tratti male, ecco, anche questo è un problema ed esiste, cioè, tutte queste cose che sono molteplici. Abbiamo, lo devo dire, soprattutto sul fronte del personale, pochi strumenti per poter dire, ecco, io non è che posso domani mattina, ho una segnalazione che un utente, uno dei miei collaboratori si è comportato male con l'utente. Ecco, non è che io da domani mattina lo posso spostare, perché ci sono problemi sindacali, problemi relazionali, eccetera, eccetera. Devo richiamarlo, devo cercare di ricondurlo, ovviamente, a comportarsi meglio, però non ho degli strumenti tali che mi diano la possibilità di dire: ok, ti sei comportato male, domani mattina vai a fare un'altra cosa e chiuso il discorso, perché devo fare continuamente una mediazione, eccetera.
e dopo nel buon cuore di chi lavora di dire sì, ho sbagliato e cercherò, ecco, di redimermi, tra virgolette, cioè di comportarmi meglio verso l'utente. Questo purtroppo esiste e questo è un limite grossissimo. Però è anche vero che poi alla fine ci sono anche i limiti, come lei sottolineava, giustamente legati alle carenze delle risorse che il governatore Zaia ha sempre posto in evidenza. Sempre di più la sanità viene tagliata e viene tagliata linearmente, nel senso che viene tagliata anche la sanità veneta, che è tra quelle più virtuose, rispetto a altre sanità che magari virtuose non sono. Forse è il caso di guardare più i costi standard e meno i tagli lineari, che quelli sicuramente ci vanno a penalizzare. Ecco, io credo che certamente possiamo fare meglio, ecco. Lo dico soprattutto dove? Nelle liste d'attesa, dove dovremmo, ecco, fare sempre di più e fare meglio, riorganizzando il lavoro. Che margine nota lei di intervento, per esempio nelle liste d'attesa? Ma io credo che rispetto ai risultati di oggi noi dovremmo migliorare ancora di un 15-20%. Addirittura? Sì. E dove sta il gap di intervento? Cioè facendo che cosa? Beh, intanto credo riorganizzando un po' meglio le risorse umane che abbiamo, no? Perché è fondamentale riorganizzarle un po' meglio. In secondo luogo, cercando sempre più di affinare il rapporto con la medicina di famiglia, per fare in modo che le richieste siano sempre più appropriate. E in terzo, magari potenziando gli organici, quindi anche i medici dove servono, nelle situazioni a rischio. Anche se le dirò, per esempio, da me la gastroenterologia è una branca dove io ho delle sofferenze, conoscopie, gastroscopie, eccetera. Cioè però, ci sono tantissime richieste. Però esatto, però io sono quello, la nostra ULSS è quella che ha il maggior numero di prestazioni rispetto a queste. Quindi vuol dire che anche forse c'è qualche inappropriatezza, cioè c'è qualche richiesta in più che non serve. Bisogna lavorare sui due fronti, e però i margini sono questi, 15-20% ancora, dove possiamo tentare di fare meglio. Di fare sicuramente meglio. Ecco, io le chiedo, proprio perché è stato più volte osservato da terzi, quindi la curiosità viene, è possibile, vista la mole di lavoro che lei affronta, e diceva prima 28 comuni, l'USL 15, un accorpamento di USL, cioè uno dice ad esempio Padova 16 col 15, farne una unica. Tra l'altro il suo direttore, il suo ex direttore sanitario è diventato amministrativo, è diventato direttore generale dell'USL 16, sì. Per cui siete anche in rapporti, cioè, sarebbe possibile cose del genere o diventano ingestibili e il tutto naturalmente a discapito poi del risultato finale dell'utenza? Guardi, prima non è il mio compito, perché il mio compito un po' è gestire più che pensare appunto, alla programmazione regionale, a queste cose che sono compito della giunta regionale del Consiglio. Due USL, per esempio, guardi, la vede dura, ardua? Oppure? No, diciamo che serve perché funzionino sempre di più le cose. È importante, secondo me, che diciamo, chi gestisce, quindi la direzione strategica, sia sempre più in prima linea, no? Direbbero sul pezzo, no? Perché essere sul pezzo significa cercare sempre di più di controllare che non ci siano sbavature, errori o problemi come le liste d'attesa, come qualsiasi altre cose, come la mala sanità, come tutte queste cose qua. È chiaro che in un ULSS tanto grande diventa più difficile. Diventa sempre più difficile governare il sistema, perché più diventa numeroso, sempre di più, ecco, la testa è un po' più distante da dove c'è l'operatività, perché avendo molte più cose da fare, sempre più difficile diventa gestire l'operatività. Ciò non toglie però che al limite si possa fare utilizzando i capi dipartimento, utilizzando altri ovviamente operatori, altri collaboratori che sono su livelli differenti. Bisogna essere comunque dentro le cose. Comunque sì, se uno, il nostro mestiere è un mestiere, appunto, essendo un mestiere complesso che guarda più sfaccettature, bisogna esserci sul pezzo, cioè bisogna essere quotidianamente là a pensare e anche essere a disposizione di chi ti dice guarda che bisogna cambiare questo o quello, perché poi i collaboratori hanno anche il compito di dire stiamo imboccando una strada sbagliata, bisogna cambiare, ecco. E io credo che se è così bisogna farlo e farlo immediatamente, altrimenti le cose incancreniscono e poi diventano difficili
da recuperare. Da gestire. Ecco, quello si collega all'umanizzazione, no, di tutti i processi, anche perché per riuscire a stare dietro anche a questo processo di umanizzazione bisogna esserci dentro, cioè conoscerlo. Certo, altro e non solo, guardi, quando mi arrivano le lettere che qualcuno si lamenta, no? Ed ha ragione, che non funzionano le cose, per me è una stilettata al cuore ogni volta, perché siccome ci metto la faccia su sta roba qua e ai miei ogni volta che li incontro e faccio i meeting aziendali parlando solo di queste cose qua, oltre ovviamente delle prestazioni, ma batto e ribatto da diversi anni sull'umanizzazione. Quando ho un ritorno che qualcuno si è comportato male, per me è veramente una ferita grande, è una ferita grande, sì, perché spero sempre che sia entrata veramente nel comune sentire dei miei collaboratori il fatto che umanizzare è quasi come curare, cioè voglio dire, è fondamentale. Ecco, c'è questo passaggio di difficoltà. Allora, facciamo anche un bilancio, tiriamo un po' una riga di un anno di attività dove avete fatto anche tante cose e cos'altro vuole che venga fatto nell'anno che poi adesso passerà. Quindi facciamo un po' comprendere che cosa è successo nell'US 15, nei due ospedali. Allora, bilancio positivo, diciamo, c'è stato, perché è una crescita lenta ma continua anche sul piano dell'umanizzazione. Sul piano professionale sono soddisfatto, ho veramente dei medici, di collaboratori, degli infermieri qualificati, preparati. Diciamo che abbiamo veramente un personale che è orientato ed ha proprio una vocazione a far bene il proprio mestiere, e di questo devo sempre ringraziarli, perché un'azienda sanitaria funziona nel momento in cui hai gli operatori che lavorano bene, perché il direttore generale può esserci o non esserci, ma voglio dire, l'importante è che la macchina intorno funzioni bene, e devo dire che i nostri collaboratori sono bravissimi. Abbiamo messo in piedi diverse cose con ottimi risultati, perché dalla chirurgia dell'anca con i numeri che abbiamo, eccetera, all'oculistica che lavora benissimo, alle chirurgie generali, alle stesse medicine che sono molto cresciute, eccetera. Fra poco faremo i 2 ospedali comunità, quindi diciamo un bilancio, direi, positivo. Ah, farete quindi 2 ospedali? Sì, faremo i 2 ospedali comunità, uno a Campo San Piero e uno a Cittadella entro giugno. Che dovrebbero essere quelli per la lungodegenza? Che dovrebbero essere quelli che accolgono tutte quelle persone che sono state operate, che hanno un problema, che non possono tornare a casa o a domicilio perché manca la rete familiare o perché devono fare ancora un periodo di consolidamento della terapia, e quindi vanno all'ospedale di comunità, restano là 20, 15, 20, 30 giorni e poi tornano a domicilio, e così abbiamo la possibilità di lasciare libero nella fase acuta i posti letto in ospedale, che servono per chi ovviamente ha l'urgenza. Questi ospedali di comunità che dovrebbero essere un po' dappertutto, però, sì, fare sempre il piano della riforma, no? Esatto. Quindi sono strutture nuove, o esistenti recuperate, dove si trovano logisticamente? Allora, queste, con un accordo che abbiamo fatto con i sindaci, sono strutture che noi andiamo a fare, che vanno a essere fatte nuove nelle 2 RSA, nelle 2 IPAP, una di Cittadella, quindi nelle case di riposo, tra virgolette, di Cittadella e Campo San Piero. Ah, quindi utilizzando le case di riposo? Utilizzando delle strutture delle case di riposo, dove però noi metteremo all'interno i nostri medici. Nel senso che gli infermieri e gli ambienti li mettono nelle case di riposo, però diciamo il controllo e la gestione del paziente sarà fatta dai nostri medici ospedalieri. Perché si tratta di un malato ospedaliero? Sì, di fatto di un malato che si trasferisce, eccetera, per cui noi vorremmo continuare a gestirla direttamente con i nostri medici. Cosa abbiamo intenzione di fare in futuro? Beh, in futuro sicuramente il CTO, è una scommessa, è una sfida. Io ringrazio la Regione per aver scommesso positivamente sul 15, quindi noi stiamo attrezzandoci per far questo. L'Eli Piazzola che andremo a fare, la Regione ci ha dato, e ringrazio, un contributo di 2 milioni di euro per costruire l'Eli Piazzola che mancava a Campo San Piero. Che è importante. Che è importantissimo per ricevere i pazienti che arrivano da altre USI in elicottero, ma anche per i voli notturni, perché facendo traumatologia, esatto, i politraumi sono soprattutto i traumi della strada oltre che i traumi da lavoro. Per cui una persona che fa un incidente nella Treviso Mare, per esempio, viene caricato in elicottero anche di notte e viene portato da noi, e quindi dopo viene ovviamente operato, stabilizzato e viene fatto quello che serve. Ci sono tante le stazioni e eliporti di strutture ospedaliere in Veneto o no? Beh sì, ogni ospedale deve averlo, ecco. È chiaro che quelli in altezza, diciamo, sono pochi, perché la norma prima prevedeva quelli a terra. Oggi la normativa, soprattutto per i voli notturni, prevede gli ospedali e gli elisoccorso in elevazione, quindi in altezza, per cui sono un po' meno, ecco. So che Venezia lo ha fatto, c'è la Treviso, l'abbiamo noi a Cittadella, adesso lo faremo a Campo San Piero.
Inoltre stiamo riorganizzando anche il reparto di traumatologia e ortopedia da noi per poter partire, ecco, tra settembre e ottobre con il nuovo CTO. Cosa comporta partire con un CTO a settembre-ottobre? Significa investimenti sia umani che ovviamente strumentali. Quindi assunzioni anche? Quindi assumeremo ovviamente il primario traumatologo che uscirà da un concorso dove noi cercheremo di dare la massima, ecco, pubblicità, perché vorremmo prendere possibilmente un numero 1, ecco, per fare questa cosa qua. Quindi speriamo che più medici accolgano, sì, ecco, questo avviso. Quindi qualcuno che può e venire anche fuori dalla regione? Anche all'esterno della regione, certo. Però un'eccellenza. Però uno che ha, diciamo, nel suo bagaglio, nel suo background culturale, perché è importante nella traumatologia, tot di interventi di bacino, perché nei politraumi una delle cose più importanti che deve essere sistemato sia per via anteriore che posteriore è la frattura di bacino, e su questo pochi hanno know-how, pochi hanno, ecco, voglio dire, capacità di farlo, per cui serve quello, e poi uno che abbia la cultura del traumatologo, che non significa ortopedico. L'ortopedico mette le protesi, il traumatologo sistema quelli che si sono rotti, ecco, quindi è una cosa completamente diversa. Poi sistemeremo appunto i posti letto, amplieremo la rianimazione perché serviranno più posti di rianimazioni, e stiamo creando una sala ibrida sempre all'interno delle 7 sale. Cosa vuol dire? Vuol dire una sala dove possono lavorare insieme più operatori, perché nel politrauma bisogna che lavori l'ortopedico, il traumatologo, scusi, che lavori il chirurgo vascolare, il neurochirurgo, il chirurgo masilofacciale, e quindi serve che contemporaneamente possano operare insieme o comunque a fianco più specialisti, e ecco perché si chiama ibrida, perché dà la possibilità di poter lavorare insieme o sorreggendosi tra loro, aiutandosi più specialisti, e soprattutto per avere ovviamente tutta la strumentazione che serve nel momento in cui c'è un politrauma, perché chiaramente può esserci una rottura di un vaso, può esserci lo spappolamento della milza, perché c'è anche il chirurgo generale che lavorerà, può esserci chiaramente politraumi, quindi anche un problema vertebrale, come può esserci chiaramente una lesione dei nervi, del periferico, il sistema nervoso periferico, per cui tutti questi specialisti, chi fa microchirurgia, il vascolare, dovranno lavorare insieme. È un'opera titanica. Sì, è un'opera titanica, però che dà tanto soddisfazione, ed è una sfida che noi accogliamo volentieri, e ringraziamo la Regione per averci scelto, perché voglio dire, siamo stati scelti, quindi... Beh, a ragion veduta immagino, cioè avevate già i numeri, diciamo, per poter... Spero di sì, che comunque io ringrazio, perché insomma è una grande sfida, ma è anche un grande onore per noi. Senza dubbio. A che punto siete dei lavori da questo punto di vista? Allora, diciamo che partiremo con 2 ipotesi, nel senso che abbiamo chiesto al dottor Mantoan di poter partire prima in soft, diciamo, per farci la mano, e contemporaneamente in attesa che venga fatta l'Eli Piazzolla, ci vorrà 1 anno e mezzo, dobbiamo ancora fare la gara. Per cui partiremo solo con i voli a terra, quindi, ecco, quindi non notturni, per cui intanto serviremo una popolazione di 800.000 abitanti, quindi quelli che sono intorno a noi, per capirsi. Poi dovremo arrivare ai 2 milioni, ma dopo, quando sarà ovviamente Quindi pronta. sarà un riferimento regionale a questo Quindi punto. prima sarà un riferimento, diciamo, interprovinciale. Poi sarà sì un riferimento regionale. E attrattore extraregione? Quindi di attrattiva... Ma il problema è dell'ora d'oro, si chiama così, cioè il problema è che l'elicottero deve prendere e portare la persona entro 1 ora. Addirittura entro 1 ora? Sì, entro 1 ora, perché dopo 1 ora il rischio tra virgolette, purtroppo, di morte, di decesso, aumenta in modo esponenziale. Per cui l'elicottero deve, da dove arriva, deve impiegare, tra prendere la persona e riportarla, deve esserci l'ora, altrimenti i soccorsi sono sempre più difficili, per cui molto difficile che possa essere da fuori regione. Ho capito, benissimo. Pubblicità, poi torniamo insieme. La chiamano col Dauer.